Il riconoscimento per l'impegno nel trasmettere le lingue identitarie gallurese e basca, promuovendo pluralismo e diversità linguistica. Il premio Ondras 2025 è andato a una giovane famiglia sardo-basca che vive a Pamplona. Riccardo Azzena, gallurese di 35 anni, la moglie Aniara Santiago Langarica, 34 anni, originaria della città della Navarra, e il piccolo Araz di 1 anno. Perché noi sentiamo che in realtà non stiamo facendo niente di speciale, stiamo semplicemente tramandando le nostre lingue a nostro figlio. E quindi è appunto per questo che magari nel contesto in cui viviamo che questo premio ha un'importanza così grande. Quindi l'esempio della famiglia di Pamplona che parla al figlio in gallurese e basco è proprio una particolarità che ci ricorda che le persone normali salvano le lingue minoritarie, perché il premio Ondras si pone proprio questo obiettivo. Il bilinguismo, in questo caso il trilinguismo, è un messaggio che vogliamo lanciare. Si può crescere in tutte le lingue e dobbiamo preservare la nostra lingua anche nelle nuove generazioni.